Sono ufficialmente 7 i candidati a Vicenza a contendersi la poltrona di sindaco del capoluogo berico. Allo scadere oggi del termine ultimo per la presentazione delle liste si è aggiunta in extremis l'ultimo incartamento per un totale di 15 liste collegate, la cui documentazione è stata consegnata alla Commissione elettorale per l'approvazione. A sfidarsi sostanzialmente due blocchi principali legati al centrodestra e al centrosinistra che appoggiano rispettivamente le liste civiche del sindaco uscente Francesco Rucco, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, e la coalizione civica dello sfidante Giacomo Possamai, capogruppo Dem in regione sostenuto dal Partito Democratico e da altre liste civiche per un totale di 6. Ad inserirsi in lizza il prossimo mese altri 5 contendenti, sostenuti ciascuno da un'unica lista collegata, quella di Claudio Cicero, Impegno a 360 gradi, Edoardo Bortolotto, Movimento 5 Stelle 2050, Anna Rita Simone, La Comune, Stefano Crescioli, Contiamoci e quella di Lucio Zoppello, Rigeneriamo insieme Vicenza. Oltre al capoluogo sono altri 9 i comuni vicentini che andranno al voto per queste elezioni amministrative, tutti comuni sotto i 15.000 abitanti che sceglieranno il primo cittadino in un unico fine settimana. A contendersi la carica in questi territori 2 sole liste, a Barberano Mossano, Chiampo, Castelgomberto, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino. Nel Bassanese sempre solo 2 candidati in lizza, sia a Denego che a Marostica, Nove e Rossano Veneto. Saranno complessivamente 148.000 gli elettori della provincia berica che il 14 e 15 maggio prossimi saranno chiamati a scegliere e a votare 25 candidati sindaco.